In quel di San Pietro di Feletto abita una famiglia, una straordinaria famiglia, è la famiglia Balbinot. Eccoli qua, Ernesto, Ciao a tutti. Silvana, Marco che non c'è ma arriva, e Anna. Ciao a tutti. Ecco, questa è la famiglia che ha realizzato, naturalmente partendo dai nonni, che ha realizzato le manzane. Adesso tu mi dici, Ernesto, le manzane da che idea vengono? Qual è stata la molla che ha determinato il marchio? Sì, l'azienda Le Manzane è nata negli anni 80, finita la scuola. L'azienda nostra aveva parecchi vigneti, per cui producevamo e vendevamo materia prima, prosecco DOC, allora DOC, non di OCG, alle varie case spumantistiche. Il nostro nome, il nostro marchio, la nostra passione praticamente non usciva nel mercato. Avevamo i vigneti nella zona di Manzana, abbiamo deciso di cominciare a imbottigliare noi e vendere con il marchio Le Manzane. Fortunatamente alle spalle avevamo l'azienda anche commerciale, per cui abbiamo potuto veramente seguire la nostra passione e fare le cose nella maniera giusta e dovuta, come andava fatto. Silvana, c'era Silvana quando è nata l'azienda o no? No, non c'ero, sono subentrata dopo e siccome a me piace tantissimo questa realtà, perché è sempre stata la mia passione, ma facevo tutt'altro, e mi sono entrata come in ufficio e poi ho cominciato a appassionarmi di tante altre cose, e vedere, andare per i campi, vedere le bottiglie quando imbottigliano e seguire un po' i clienti, così, e la mia storia continua ancora così. Naturalmente Anna non c'era. Anna è venuta dopo e Anna fa parte del futuro, farà parte, penso, del futuro di questa bella azienda, perché è diventata nel tempo un'azienda importante non solo in quel di San Pietro di Feletto, ma nel mondo, perché voi esportate in tutto il mondo. E la nuova tecnologia naturalmente parte da qua. Sì, ecco, io faccio parte di quella che è la terza generazione di Le Manzane, mi sono inserita da poco, circa un anno, ho finito i miei studi in marketing e comunicazione, e quale meglio occasione se non applicarli proprio nella mia realtà di famiglia, che penso sia anche la cosa a cui tutti piacerebbe lavorare, insomma. Quindi nulla, io mi occupo di tutto ciò che ha a che fare con la comunicazione online e offline di Le Manzane. Da poco anche abbiamo aperto insieme a mio fratello un e-commerce, quindi vista anche la situazione abbiamo iniziato a vendere anche ai privati tramite appunto questa piattaforma, e vediamo insomma cosa ci riserva il futuro, perché comunque anche il mondo della comunicazione è un mondo sempre in evoluzione, ogni anno cambia, e quindi speriamo di adattarci al meglio. E nel frattempo è arrivato Marco. Ciao Marco, la terza generazione. Adesso mi racconti di che cosa ti occupi. Buongiorno a tutti, sì, come anticipato io e mia sorella siamo la terza generazione. Io sono uscito circa 7 anni fa dalla scuola enologica, quindi ho fatto tutti gli studi di enologia, viticoltura eccetera, e adesso pian pianino sto cercando di affiancarmi a mio papà su quello che è la parte di produzione della cantina, e anche lì un piccolo inizio magari di rapporto con i clienti. Comunque più che altro la questione di seguire la produzione. È straordinario vedere una famiglia, 3 generazioni, e vedere creata un'azienda così importante nel mondo. Io finisco qui, vi ringrazio e Grazie a voi. ci vedremo in futuro. Posso dire una cosa? Sì. Speriamo che la terza generazione venga avanti velocemente, così ci prendiamo i nostri spazi.